Giuseppe Lombardi lavora al IOV di Padova, è un grande esperto di tumori cerebrali. Quali sono, Giuseppe, le novità che emergono in questo ESMO 2024? Sì, questa è una bella domanda perché i tumori cerebrali sono stati considerati sempre delle patologie, diciamo, poco rispondenti all'immunoterapia. Invece quest'anno proprio ci sono grosse novità proprio in questo settore. Sono stati presentati in sessione orale tre importanti studi, tutti dedicati all'immunoterapia, che nel paziente con glioblastoma, quindi patologia molto aggressiva, attraverso nuove metodiche immunoterapiche. Quindi abbiamo assistito alla presentazione di uno studio tedesco con un vaccino ad mRNA che ha dimostrato di attivare il sistema immunitario verso cellule del glioblastoma addirittura quasi nell'80% dei casi, quindi un dato molto alto considerando questa patologia. Altro studio sempre sull'immunoterapia è uno studio cinese che ha studiato delle nuove forme di CAR-T dirette verso un bersaglio specifico spesso frequente nel glioblastoma, che è stato finora meno considerato in altri studi con CAR-T, che anche in questo caso ha dimostrato una buona tollerabilità e una buona attivazione del sistema immunitario verso anche queste cellule tumorali. Altro studio che ha come innovazione quello di introdurre farmaci immunoterapici come il nivolumab e l'ipilimumab in associazione a bevacizumab direttamente nella cavità intraoperatoria. Quindi questo studio agisce proprio a livello locale, superando magari il limite che viene imposta dalla barriera ematoencefalica, che a volte riduce, diciamo, la penetrabilità di questi farmaci e quindi l'efficacia di questi farmaci. Quindi come primo messaggio quello di avere la possibilità di utilizzare nuovi trattamenti chemioterapici, immunoterapici, con dei nuovi meccanismi di azione anche per futuri trial di fase 2 o fase 3 in queste patologie. Altro messaggio e altri studi interessanti che sono stati presentati è quello di utilizzare la cosiddetta doppia inibizione della vascolarizzazione tumorale nel glioblastoma. È uno studio tedesco di fase 1, quindi anche questo molto preliminare. Ha utilizzato un nuovo farmaco chiamato NOX-A12, che è un inibitore di CXCR12, quindi un nuovo meccanismo. XCR12 è in qualche modo coinvolto nell'attivazione della vasculogenesi, quindi che è differente dall'angiogenesi. E proprio questo farmaco, in associazione al bevacizumab, in pazienti con nuova diagnosi di glioblastoma, quindi trattati anche con la radioterapia, dove vi è un aumento dell'ipossia e quindi un aumento dell'attivazione della vasculogenesi e quindi di questi assi che attivano la vasculogenesi, ha prodotto una importante risposta sia radiologica ma anche in termini di sopravvivenza. Questo è uno studio dove tutti i pazienti trattati, erano 6, hanno avuto una notevole riduzione della lesione tumorale dopo qualche mese dall'inizio di questo trattamento, e quindi questo fa ben sperare anche per l'utilizzo di farmaci che vanno ad inibire, quindi diciamo si apre un capitolo che in qualche modo forse era stato chiuso, dove farmaci antiangiogenetici non risultavano efficaci in questa patologia. Ultimo messaggio è l'utilizzo, diciamo, di target therapy con nuovi farmaci con una elevata penetrabilità della barriera ematoencefalica e con un'alta selettività del bersaglio molecolare. Hanno dimostrato in alcuni studi, soprattutto farmaci anti-BRAF, noi presentiamo anche uno studio con farmaci anti-NTRK, oltre a farmaci anti-BRAF, hanno dimostrato che se presente questa mutazione anche queste terapie devono essere utilizzate, perché possono portare ad una notevole riduzione della risposta e anche ad una notevole, diciamo, prolungamento, ad una stabilità della malattia in pazienti con glioblastoma, dove sappiamo che attualmente i trattamenti sono poco limitati, quindi fanno ben sperare per nuovi trials che possono dare delle nuove, diciamo, possibilità terapeutiche a questi pazienti.